Diciamo che abbiamo capito poco perché c'è stata una voglia di ribaltone, questo l'abbiamo capito tutti, sia da una parte che dall'altra. C'è stata una gran voglia di difendere il nostro territorio da invasioni, io oso chiamarle ancora clandestine, perché uno che si presenta senza documenti è comunque un clandestino, e di conseguenza la gente ha reagito in una certa maniera, ma non guardando tanto al programma, non andando tanto quanto a cercare di arginare questa valanga nel vero senso della parola, che sta arrivando nelle nostre città particolarmente, non nei piccoli paesi ma nelle grandi città. Dunque possiamo dire un voto di protesta in 3.0, 4.0. Esatto, esatto. Però è uscito un quadro clinico abbastanza preoccupante, no? È uscito un quadro clinico dove praticamente, come è successo nelle passate tornate elettorali, quello che hanno promesso l'altro giorno oggi non va bene più, quello che era un programma non è più un programma, sì ma non avevate capito bene, ci vogliono 3-4 anni per portarlo a termine, in tanti aspettavano che già da subito certi benefici arrivano, non è possibile. Sì, bisogna avere l'onestà intellettuale che quando si va a fare delle promesse bisogna dire anche cosa comportano queste promesse, dove tolgo per dare, chi è che lavora per dare. Quanto tempo a lungo potrà lavorare per dare? Queste sono le risposte che il politico deve preoccuparsi di dare. Ma il politico si sa, è come il mal di pancia leggero, Purtroppo. no? All'inizio si sente e poi non si sente più. Senta Boaro, sta di fatto che in Friuli Venezia Giulia si era creata questa lista di autonomisti, diversi sindaci, diverse persone anche del quotidiano che si battevano, anzi si battono per la friulanità del territorio, ma alla fine insomma le urne hanno parlato chiaro, è stata l'ennesimo flop. Bisogna vedere cosa si intende per friulanità. La friulanità intesa come associazione culturale che ci tiene alla lingua, al simbolo, alla bandiera, a tutto il resto, che va rispettata, e la friulanità intesa come salvaguardia del territorio dal punto di vista economico e sociale, dei servizi e via dicendo. Io dico la verità, quando ho sentito tempo addietro un professore dire, e non faccio il nome perché non mi piace fare i nomi. Cecotti? No, lei lo ha detto. No, la sinistra, a caso, la sinistra ci dà uno spazio incredibile che noi dobbiamo... Ma tu non puoi metterti in politica per coprire la lacuna di altri, tu devi metterti in politica con un progetto ben chiaro che si mette a confronto con gli altri senza se e senza ma, indipendentemente dalla forza degli altri. Questa è la politica a mio avviso, il confronto, la politica con la P maiuscola, altro che contare sulla debolezza degli altri, già questo è sbagliato a mio avviso. Però adesso ci sono le elezioni, le imminenti elezioni amministrative e si pare insomma che questo dopo l'esperimento andato male nelle nazionali, insomma per le regionali qualcuno dice ma abbiamo provato, si dovrà continuare. No? Io rispetto, loro devono fare le loro scelte, le hanno fatte a suo tempo, noi abbiamo fatto le nostre aperture nei loro confronti chiedendo delle garanzie morali e deontologiche del nuovo modo di far politica, sono stati sordi, quindi non è che noi non siamo andati alle riunioni le prime, abbiamo partecipato, abbiamo visto che avevano già degli no? Dicono qualcuno, tra loro che non potevano rinunciare a determinati personaggi che guarda caso sono stati bastonati di brutto e di conseguenza noi siamo fuori, ma non siamo fuori perché ci siamo autoesclusi, ci hanno esclusi, preferendo cavalcare il sistema della vecchia politica. Ecco. E il cavallo questa volta ha, come si dice, rotto. Non lo so, io mi auguro che qualcuno si ravveda, ecco, perché la politica, se non viene fatta un'analisi dopo una vittoria e dopo una sconfitta, oppure se si rimane sempre fermi lì e i propri progetti non sono cresciuti, comunque un'analisi va fatta e vanno prese delle debite, dopo le debite considerazioni vanno prese nuove iniziative a mio avviso, altrimenti ci si ferma, saremo ancora alle palafitte altrimenti. Va bene. Più chiaro di così, viene da dire. Io ringrazio Claudio Boaro per l'intervento, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto. La Voce del Friuli con gli ospiti torna regolarmente lunedì, stessa rete, stesso orario e stessa frequenza televisiva. In occasione vi dico subito che nel weekend, nella cosiddetta settimana, come sapete noi dal sabato e la domenica